Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. In questo video andremo a vedere una lezione molto pratica, così come tutte pratiche sono le lezioni che trovi all'interno dell'Accademia. In descrizione del video trovi il link. Come sai, ogni giorno pubblichiamo video su questo canale YouTube, spesso sono partite commentati dai grandi maestri, spesso sono curiosità. Le lezioni pratiche le trovi all'interno dell'Accademia. Allora, oggi vediamo la differenza tra un alfiere buono e un alfiere cattivo. La prima cosa che bisogna sapere, magari non ci hai fatto caso, perché anche a me fin quando non me l'avevano detto non ci ho fatto caso, ma noi abbiamo due alfieri che sono essenzialmente collocati su due case di colore diverso. Vedi, uno è su casa chiara, l'altro invece è su casa scura. Di conseguenza non sono forti uguali. Ciò dipenderà, la loro forza dipenderà dalla struttura dei pedoni. I pedoni, essendo questa è una cosa strana, sono i pezzi più deboli, no? In tutti i manuali di scacchi i pedoni valgono 1, i pezzi leggeri 3, eccetera, eccetera. È vero che sono i pezzi più, i primi che vengono sacrificati, si fanno i gambetti, eccetera, eccetera, ma sono i più importanti allo stesso tempo perché in base alla struttura pedonale non solo capiremo dove e come posizionare i nostri alfieri, ma quale alfiere sacrificare, quale tenere, come dovremo pianificare, dove dovremo attaccare. Ci sono un sacco di cose che ci dice la nostra struttura di pedoni e dobbiamo sempre, 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 sempre ascoltarla. E quindi in base appunto alla struttura pedonale nostra e del nostro avversario riusciremo a capire quale dei due alfieri è più forte. Facciamo qualche piccolo esempio in modo tale da rendere tutto molto, molto chiaro. Faccio una serie di mosse così senza troppo impegno, facciamo una roba di questo tipo. Così, supponiamo che ora il bianco gioca una roba di questo tipo. Ok, secondo te, a seguito di questa successione di mosse, qual è più forte dei due alfieri? Questo o questo? So già che mi stai per dare la risposta giusta. Ovviamente il più forte è l'alfiere F1, mentre l'alfiere C1 adesso è un pochettino nei casini. Perché? Perché non ha, poverino, case buone dove andare. L'unico compito che ha da C1 è sicuramente quello di proteggere il pedone B2, ma altri compiti questo alfiere non ce l'ha, mentre l'alfiere in F1 ha la possibilità di controllare una lunga diagonale e poi si potrà piazzare tranquillamente anche in D3, dove da D3 controllerà anche questa lunga diagonale. Quindi guarda la differenza fra i due alfieri che hanno totalmente gittate completamente diverse. Non solo, questo tipo di struttura pedonale probabilmente poi si evolverà nel corso della partita, però questo alfiere rimane un problema. Bisognerà poi trovare una collocazione, o si riuscirà a fare la spinta di rottura in E4, quindi si aprirà anche la diagonale a quest'altro alfiere, oppure bisognerà metterlo in fianchetto cercando di renderlo forte. Faccio una serie di mosse totalmente casuali, non badare. Ecco, per esempio, l'alfiere qui in fianchetto è vero che anche adesso è chiuso, ed è verissimo, però a seguito magari potranno esserci queste spinte qui e si potrà cercare di organizzare una spinta di rottura di questo tipo, magari supportata da altri pezzi, no? Oppure ancora semplicemente l'alfiere da B2 riuscirà a sostenere bene questo cavallo che andrà in E5. Quindi ci sono varie funzioni che hanno i pezzi e tutto dipende dalla struttura di pedoni. Per esempio, nella mia amatissima nel senso che l'odio, difesa olandese, supponiamo un po' di mosse di questo tipo, eh. Facciamo cose così, facciamo cose così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, così, eccetera, eccetera. Poi la partita può continuare in 200 miliardi di modi. Quando il nero ha questa struttura di pedoni, che essenzialmente sono tutti posizionati su case bianche, l'alfiere C8 è il vero problema del nero. Mentre questo alfiere in F8 è liberissimo di muoversi, oddio, liberissimo, si può muovere, l'alfiere C8 è il vero problema. Tant'è che poi ci sono i piani per magari
svilupparlo in E6, anche se il piano più frequente in assoluto è quello, con la giusta preparazione, dopo aver arroccato, eccetera, eccetera, di fargli fare queste mosse a questo povero alfiere. Tatac, tatac, tatac. In modo da fargli prendere un po' aria, farlo arrivare in H5 e renderlo un po' attivo, perché finché questo alfiere rimane nelle retrovie, praticamente è come giocare con un alfiere in meno, ok? Quindi nel momento in cui tu ti rendi conto qual è il tuo alfiere più buono e qual è il tuo alfiere più cattivo, allora sì che puoi sacrificare, diciamo, anche il tuo alfiere cattivo. Ti faccio un altro esempio. Spesso nel sistema Londra o in altri sistemi c'è anche l'attacco torre. Spesso si vede spesso che il nero, scusami, il bianco in questo caso, decide di dare subito il proprio alfiere o nel corso della partita di dare questo alfiere per il cavallo e sembra un sacrilegio perché alcuni manuali dicono che l'alfiere è un pochettino più forte del cavallo, proprio perché a seguito di una cattura di questo tipo il bianco può impostare finalmente la propria struttura pedonale sul nero senza avere problemi di essere d'intralcio al proprio alfiere. Mentre così, come abbiamo visto proprio prima, se si gioca subito i 3, l'alfiere campochiaro in F1 non ha problemi, l'alfiere C1 invece ce li ha. Ora, non prendere ad esempio questa mossa che non è delle migliori, eh? Anzi, qui il computer dà un leggerissimo vantaggio al nero, però sappi che ci sono questi tipi di ragionamenti da fare. Ma vediamo anche un esempio ora nella famosissima est indiana, dove i pedoni centrali sono molto importanti. Allora, D4, cavallo F6, C4, G6, facciamo questa, poi facciamo questa, poi facciamo, no, facciamo i 4, E4, D6, cavallo F3, arrocco corto. Ecco ora questo alfiere, per esempio, l'alfiere è ora campochiaro. Dove lo svilupperesti? In E2 o in D3? Magari ti viene voglia di metterlo in D3? Beh, purtroppo sappi che in D3 non è la mossa migliore in assoluto. In primis, perché toglie il controllo della donna su questo pedone. E in secondo luogo, questo alfiere purtroppo non ha nulla da fare su questa diagonale, proprio perché il nero si è organizzato per creare un muro fortissimo. Dunque la mossa corretta qui è mettere invece l'alfiere in E2. Tu dirai, che bella posizione l'alfiere in E2, non fa nulla, va bene, però intanto evita di fare danni su questo pedone e poi potrà essere utilizzato in futuro anche per robe d'attacco, non è che deve essere sempre difensivo. Ora E5, questa variante è molto aggressiva, si vede spesso. Arrocco cavallo C6 aumentando la pressione su questo pedone centrale, costringendo praticamente il bianco a cambiare. Diciamo che la variante invece di cambio non è che offre particolari vantaggi al bianco, quindi spinge, il bianco sta avendo molto spazio, su questo non c'è nulla da dire, questo cavallo si deve ritirare, va in E7 e ora si è venuto a creare questa struttura pedonale che purtroppo ha reso un alfiere buono e un alfiere che si chiama cattivo. Ora non è che l'alfiere in E2 è totalmente da buttare, però ci rendiamo subito conto che se riusciamo in un futuro a cambiare il nostro alfiere in E2 con l'alfiere C8 del nero, male male non sarebbe. C'è anche da dire però che l'alfiere in C8 del nero è vero che è buono perché è posizionato su case diverse rispetto al colore dei propri pedoni, ma c'è anche da dire che sugli altri colori, cioè su case bianche, ci sono i nostri pedoni, quindi non è che può fare tantissimo. Di conseguenza bisogna fare bene le proprie valutazioni. Ora, c'è una regola che dice che è la struttura di pedoni, come ti dicevo, che indica dove attaccare, che ti indica i piani da fare e guarda appunto i pedoni evidenziati in giallo per quanto riguarda il nero. Vedi che questi pedoni praticamente costruiscono una freccia? Ecco, la freccia indica il lato in cui bisogna attaccare. Il nero attaccherà sull'ala di re ad est e qui il bianco molto probabilmente dovrà fare un attacco ad ovest. Ecco, un'altra cosa sottovalutata sono gli attacchi sull'ala di donna.
spesso il bianco vuole dare per forza scacco matto, quindi cerca di organizzare attacchi ad est, ma talvolta la struttura di pedoni richiede degli attacchi invece sull'ala di donna. Quindi per esempio B4, cavallo H5 per andare a preparare spinte di questo tipo, torre 1, F5, cavallo G5, cavallo F6, insomma la partita può continuare in miliardi di altri modi. Insomma, questi sono un po' i ragionamenti da fare, magari li facevi già, magari non eri a conoscenza e adesso puoi iniziare a farli. Sappi che i due alfieri non sono sempre forti uguali, ma a seconda della tua struttura pedonale e di quella dell'avversario possono essere più o meno forti e dunque puoi iniziare a fare le considerazioni se è il caso di cambiarlo, è il caso di tenerlo, perché per molto tempo, almeno per quanto mi riguarda, per me gli alfieri erano sacri, non li dovevo mai cambiare e questo mi portava a volte ad andare in posizione di svantaggio, mentre talvolta bisogna liberarsi degli alfieri, anche di tutte e due se è il caso e se ciò ti porta in una situazione di superiorità. Quindi niente, detto questo, spero che il video di oggi ti sia piaciuto. Io come al solito ti invito a lasciare un like, un commento, iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, venirci a trovare all'interno dell'Accademia e noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!